Buona giornata, ben arrivati alla nostra consueta diretta. Quest'oggi parliamo di investimenti, visto che tenere i soldi in banca non sempre conviene. Chi ha dei risparmi pensa come fare a renderli un domani sempre un capitale che possano valere qualche cosa. Chi ha qualche disponibilità o ha la possibilità comunque di avere un posto fisso, per fortuna ci sono ancora persone in questo versante, pensare di avere un immobile, una casa, un qualcosa, il mattone, insomma, è sempre interessante. È che molti si chiedono se è ancora un aspetto interessante di investimento, se ancora è possibile ipotizzare, pensare di avere una casa, di cambiare casa, di trovare una collocazione migliore come è avvenuto fino a qualche anno fa. Per molti è estremamente difficoltoso, per i giovani sappiamo bene quali sono i grandissimi limiti della cosa. Ciò non toglie che in certi versanti il mercato incomincia a muoversi, si sta muovendo. Si è parlato di certificazioni energetiche, c'è il settore della bioedilizia verso il quale c'è molta curiosità, molta aspettativa, se ne vuole sapere anche di più in certe regioni, poi ci sono dei finanziamenti interessanti, regione a statuto speciale, dove questo sta andando alla grande, nel vicino Trentino Alto Adige per esempio, e poi ci sono interessanti novità. C'è chi ancora langue purtroppo e con questo tutto l'indotto economico relativo. Noi vediamo di fare un po' il punto della situazione, di darvi maggiore chiarezza anche relativamente alle certificazioni, agli investimenti possibili con i nostri ospiti. Ben arrivato Enrico Ramazzina, che è direttore dell'ANCI del Veneto, ANCE Veneto. Buongiorno. Associazione Costruttori del Veneto, grazie di essere qui con noi. Costruttori da una parte, ben arrivato, ben ritornato Sandro Borselli, grazie. Presidente provinciale FIMA Padova, consigliere nazionale, eccetera. Quindi settore delle agenzie immobiliari, quelle che vediamo se stanno ancora soffrendo o se non soffrono più, in che modo sono messe, quindi cerchiamo di capire. Per vedere come stanno, vediamo un po' di affrontare partendo dai costruttori, quindi che hanno subito molti hanno subito un tracollo. Qui ci rivolgiamo in modo particolare, per far chiarezza ai nostri telespettatori, a quelle imprese di costruzioni che, essendo associate all'ANCE, hanno avuto un certo tipo di fatturato, di sicurezza, di capitale investito, quindi un certo genere di imprese, non la piccola. Nel settore industriale. Settore industriale, ovviamente. Cosa ci dice? Come sta andando il settore? Il settore sta soffrendo molto. Ancora? Ha iniziato il quarto anno di crisi, perché la crisi è iniziata praticamente alla fine del 2007, formalmente, abbiamo cominciato a parlarne, in realtà è qualche mese prima, e quindi siamo nel quarto anno di crisi. È una crisi molto forte, strutturale, finanziaria, ed essendo strutturale e finanziaria colpisce trasversalmente il costruttore che deve produrre, l'ente pubblico che deve investire e l'acquirente che vuole o desidera comprare. Nonostante ci sia una richiesta di abitazione ancora interessante, perché tra l'altro lunedì 5 noi presentiamo il nostro rapporto congiunturale qui a Padova 2011, dove si evince chiaramente che c'è ancora nel Veneto una richiesta di circa 500-600 mila unità. E quindi una richiesta, sì, un'esigenza, chiamiamola esigenza. Sono no? abbastanza 5-6 mila, solo i territori cittadini. Allora, c'è una diversificazione, perché parliamo di edilizia residenziale in generale, ma all'interno di quella c'è un'esigenza molto forte di housing sociale moderno, non inteso come lo abbiamo inteso fino a tempo fa, e quindi con adeguata tecnologia, costi ridotti, però tecnologicamente avanzata come tipo di costruzione, con manutenzioni leggere, comunque in termini di costo, che consenta di soddisfare esigenze che riguardano sicuramente gli anziani, sicuramente chi non può comprare casa, ma anche i professionisti, perché oggi per esempio l'attuale mondo del lavoro presenta sempre di più l'esigenza di spostamento, e quindi i professionisti molto spesso risiedono in una città e lavorano in un'altra. Gli studenti, quindi sono diverse le tipologie, e questo probabilmente è il futuro che però non è distaccato dall'altro aspetto nuovo di mercato, che è la città.
l'attuale città, quindi la rigenerazione, cosiddetta rigenerazione urbana. Quindi è un fenomeno abbastanza assolutamente correlato. sì, il nuovo mercato è nella rigenerazione urbana. Il che implica però delle opere che devono essere compiute, che allo stato attuale sono in una fase latente, perché poi interventi da parte di enti pubblici che hanno subito tagli. Allora sì, c'è uno e l'altro, diciamo che c'è un aspetto amministrativo, burocratico, urbanistico che è molto forte, perché purtroppo l'Italia non è come negli altri paesi, come per gli altri paesi europei, dove per esempio si va rapidamente nella demolizione e ricostruzione. Il segnale di questo lo abbiamo avuto col piano casa, ha chiuso a 26.000 pratiche il biennio 2009-2011 e già è in ascesa il nuovo biennio di piano casa Veneto, quindi significa che la sensibilità delle persone rispetto alla propria abitazione c'è ed è forte. Tra l'altro tutto questo riguarda il privato, quindi i risparmi del privato che vengono convertiti in opere, no? Di ristrutturazione, di riambientazione, di efficienza energetica dell'edificio, tenuto conto che oggi il 40% del consumo energetico proviene dalle strutture abitative e industriali, e bisognerebbe esserne consapevoli a questo punto questo di è vista. chiaro, no? E quindi per quello dico la rigenerazione urbana è il nuovo settore. Nella rigenerazione urbana perché non pensare all'housing, per esempio? Faccio spesso questo esempio. Gli stabili ATER, diciamo chiamati un po' colabrodo, no? Quindi fine anni 50, anni 70, sì. 80, sono nella prima cintura urbana delle nostre città e quindi hanno un valore urbanistico molto forte, molto, molto importante. E questo può essere soggetto di investimento e abbiamo un interlocutore perché abbiamo l'ATER, oppure la stessa cosa possiamo parlare delle case comunali perché ci sono anche queste tipologie. Quindi abbiamo un interlocutore per la fase di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e quant'altro. Abbiamo dei servizi sicuramente da mettere in campo per spostare l'attuale inquilinato momentaneamente, provvisoriamente, edifici non utilizzati oggi ce ne sono e quindi si può fare. E quindi questa può essere una nuova apertura di mercato e tra l'altro mercato che seleziona gli operatori, perché per fare interventi di questo genere ci vuole qualità costruttiva, tecnologie nuove e capacità ovviamente di costruzione e di progettazione. Non è da tutti, certo. E quindi credo che sia la prospettiva più immediata, insomma. Assolutamente. Cosa dice Borselli che alla luce di questa analisi? Naturalmente non posso non essere d'accordo con il dottor Ramazzini perché le cose che dice sono le cose vere. Parlavamo anche prima fuori onda, la domanda di abitazioni c'è, la domanda è sostenuta. Il problema grosso è che una buona parte di quello che il mercato offre in termini di nuova costruzione sono nuove costruzioni che però risalgono a 4, 5, 6 anni fa e che quindi sono poco appetibili dal mercato perché hanno dei costi e quindi dei prezzi di vendita che sono molto vicini a quelli degli edifici realizzati oggi, ma non hanno per ovvi motivi una tipologia costruttiva che preveda determinati impianti, che preveda determinate scelte di materiali, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno dei primi difetti, diciamo, di una buona parte dell'offerta di immobili. Poi io la vedo dal punto di vista dell'operatore, del mediatore, il quale si trova a dover fare i conti con una situazione, e mi rifaccio al discorso di prima della crisi sistemica finanziaria, una situazione di grossissima difficoltà di accesso al credito. Si fa molta fatica ad essere finanziati e quindi c'è un grosso problema che è dato da quella che viene definita la generazione 1000 euro, cioè da tutti quei soggetti che sono non sufficientemente poveri per accedere mi si passi il termine poveri che è un po' forte, ma voglio dire non sufficientemente poveri per accedere a quella che è l'edilizia sociale, quindi le case ATER, quindi l'ERP, quindi insomma tutto quello che
le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione, e non sono sufficientemente ricchi per invece avvicinarsi al libero mercato. Lo sono stati fino a qualche anno fa perché il sistema del credito li sosteneva. Oggi, per tutta una serie di motivi che conosciamo bene, questo non avviene più, e quindi ci ritroviamo ad avere un enorme parterre di potenziali acquirenti che lo sono solo sulla carta, perché poi di fatto non hanno gli strumenti per poter operare. Questo è uno dei problemi più grossi che si potrebbe risolvere riaprendo un po' i cordoni delle borse, insomma. Perché... parolona a questo punto, perché ne avrebbero bisogno tanto le imprese quanto i privati per rimuovere l'economia, invece non sembra... Il problema è che i soldi ci sarebbero, ci sono stati a dicembre, ci sono adesso. E staranno per esserci di nuovo. E il problema è che spariscono in altri rivoli. No? Io non voglio puntare il dito contro nessuno, perché nel momento in cui un qualsiasi imprenditore gestisce la sua azienda, e parlo anche delle banche, insomma, la gestisce nell'ottica di migliorare la produttività della sua azienda, non tanto di quello che è il servizio sociale. Però la verità del fatto è questa, che fino a qualche anno fa le banche combattevano la guerra dello spread, no? Si andava da quella che ti faceva costare il denaro meno. Oggi, che anche gli spread sono alti perché i guadagni sono diventati quelli che sono, qui il ragionamento sarebbe molto ampio da fare, ma non è questa la sede, c'è il grosso problema della mancanza di messa a disposizione del denaro. Cioè di fatto non ci sono plafond destinati il mutuo è diventato un prodotto povero, è diventato un prodotto sul quale, il mutuo edilizio intendo, sul quale la banca non guadagna, e questo è un dato di fatto oggettivo, è diventato un prodotto che, mentre prima veniva svenduto, fra virgolette, perché consentiva poi di tenere agganciato il cliente per 10, 15, 30 anni e quindi potergli vendere tutta un'altra serie di prodotti e di servizi, oggi con la portabilità dei mutui, che peraltro con l'ultimo emendamento in discussione proprio oggi alla Camera sarà totalmente gratuita, è chiaro che non ho più io banca nemmeno la possibilità di dire vabbè, il mutuo diciamo che te lo vendo alla pari, ma so che poi potrò venderti dell'altro, non c'è nessun tipo di interesse, e quindi non li faccio più, molto semplicemente. Ecco, ci sono queste due questioni: da un lato le banche, che poi servono anche le imprese, dall'altro quello che nota chi vende, il costruito. Fino a ieri, anzi alcuni fino a oggi, imprenditori hanno costruito pur di costruire, quindi tanti anche potenziali acquirenti puntano il dito verso questa terribile pecca, con metrature inverosimili, in modo perché poi chi vuole comprare una casa, spendere una certa cifra, guarda anche la vivibilità dell'immobile stesso, in luoghi assurdi. Cioè c'è stata anche una colpa nel chi ha dato la possibilità a costruire, per cui comuni che magari lamentano poi ripercussioni di vario genere, però anche nel costruttore stesso che ha voluto far business, no? Ma certamente, solo che la definizione generica di costruttore va specificata, no? Specifichiamo. La specifichiamo. Allora, le imprese di costruzione, io parlo di imprese industriali, quindi di un certo livello, al di là del fatto che il Veneto, sia nelle imprese del produttivo che nelle aziende del produttivo che quelle del settore delle costruzioni, sono tutte piccole e medie aziende, no? Ecco. Ce n'è qualcuna di grande, per carità. Sì, certamente, però la maggior parte, la maggioranza è quella lì. Allora, andiamo a distinguere chi è il costruttore. Il costruttore per definizione è chi realizza l'opera, ma non è detto che sia un imprenditore delle costruzioni, e quindi le lottizzazioni, soprattutto nell'ambito dell'edilizia privata, vengono promosse magari da chi investe, vuole investire e fa l'immobiliarista sostanzialmente, dopo trova l'impresa di costruzioni magari piccola che costa meno e realizza dove tutto sommato anche per questi casi l'amministrazione pubblica che concede l'autorizzazione per la costruzione lascia costruire, quindi qui entra in campo l'urbanistica. È ovvio che nella qualità dell'abitare anche una qualsiasi tipo di persona, anche persone diciamo non cittadini italiani o comunque extracomunitari, guardano le cose essenziali, quindi la qualità dell'abitare, i servizi pubblici, che vuol dire il supermercato, la farmacia, l'autobus e quant'altro. Come diceva lei giustamente, è stato costruito anche in zone assurde. In più, e quindi questa è una colpa dell'amministrazione pubblica.
perché nel profilarsi della crisi o comunque nelle minor risorse di allora, quindi parliamo di... Ecco, faccio una specifica che è interessante. La crisi dell'industria delle costruzioni è ciclica e era prevista tra il 2002 e il 2003. In realtà si è aperta nel 2006, quella ciclica, e è coincisa con la crisi di cui stiamo parlando oggi. Quindi c'è stato un assommarsi di situazioni. Un assommarsi di situazioni. I comuni già soffrivano e avevano però l'introito dell'ICI e degli oneri, guarda caso, di urbanizzazione. Quindi andava bene tutto. Queste sono le cause. Che dopo all'interno di questi siano anche dei costruttori, diciamo, quindi imprenditori veri e propri, cioè, non posso negarlo, certo, però la maggioranza delle abitazioni e delle residenze che oggi sono al margine sono costituite da questo tipo di abitazione, no? Con una qualità, insomma, direi discutibile. No, ma infatti della qualità abitativa e anche dopo delle necessarie certificazioni che adesso sono previste, anche quindi le modalità ne parliamo subito, tra poco. Andiamo in pubblicità, pochi minuti. Allora, parliamo di case, parliamo di immobili, adesso vediamo anche i messaggi che stanno arrivando. Un messaggio in modo particolare allarmato chiede: ma l'Italia si trasforma come la Grecia, quindi dobbiamo veramente avere questi timori dalle ultime notizie? No, io ritengo che, e ne abbiamo avuto prova in questi ultimi mesi, che il sistema bancario italiano sia assolutamente solido. Le nostre banche sono quelle che in assoluto hanno usufruito meno degli aiuti di Stato e ancor meno degli aiuti europei. Molte delle nazioni dell'Unione Europea hanno dovuto promuovere grandi sforzi per sostenere il loro sistema bancario. Pensiamo alla Gran Bretagna, che ne ha nazionalizzate non so più neanche quante, pensiamo alle iniezioni di liquidità fatte a favore di determinati istituti piuttosto che altri, pensiamo agli sforzi che sta facendo la Francia, che si ritrova ad avere un sistema bancario interno che è obbligato a coprire, si parla di quasi il 40% del debito pubblico greco, quindi loro sì hanno qualche problema. Sarkozy ha poco da sorridere e ha dei grossi pensieri invece, secondo me, è che lui sorride di tranquillizzarci, perché tanto infatti. A giugno non lo rieleggono. Noi in Italia siamo solidi. La verità è che le banche in questo momento, secondo a mio modesto parere, stanno peccando un po' di eccesso di prudenza. Dovrebbero ricominciare a fare le banche, dovrebbero ricominciare ad avere un pochino più fiducia nel tessuto nel quale operano. Parlo specificamente poi del nord-est, del Veneto, dove insomma credo che i numeri storici la dicano lunga su come si muove l'imprenditore veneto, e dovrebbero guardare un pochino meno all'interesse di campanile, un pochino di più a quello generale. Probabilmente basterebbe qualche iniezione di fiducia. Quindi questo potrebbe Cominciassero essere... a fare il loro lavoro, staremmo tutti molto meglio. Andrebbe un po' senza meglio. pensare tanto alle cedole da staccare. Perché poi c'è il discorso naturalmente dei finanziamenti, che sono importantissimi, dove il settore... Che poi paradossalmente il problema del finanziare l'utente finale è un effetto, non è la causa. Perché la causa maggiore è che non si finanziano più le imprese che costruiscono. No, è quello il e quindi è un po' il cane che si morde la coda, no? Il gatto che si morde la coda. Se non finanzio Tizio non posso finanziare Caio, ma siccome non finanzio Caio allora non posso mai finanziare Tizio. Cioè non ne veniamo fuori, ci stiamo inviluppando in questo meccanismo. Assolutamente. Quindi o si riprende fiducia nel sistema delle imprese, del territorio, e quindi a pioggia poi, no? Anche sull'utente finale, o qui veramente siamo in una situazione di impasse. Io sono comunque... ottimista barra realista, nel senso che in ogni caso ritengo che il nostro sia un sistema sufficientemente solido sia dal punto di vista imprenditoriale che sia dal punto di vista del credito bancario, che insomma, più di tanto magari toccherà stringere la cinghia, la stiamo già stringendo, magari toccherà operare anche scelte, come dire, forti di sostegno alle imprese. Sto pensando alle aggregazioni, sto pensando alle fusioni, sto pensando alla riduzione dei costi terzi, perché si creano strutture più grandi che quindi hanno meno problemi ad essere gestite, che è una cosa che è lontana dal nostro modo di pensare, perché noi siamo il popolo delle partite IVA, e il Veneto poi più di qualunque altra regione d'Italia. Ci sono zone dove in un condominio di 12 appartamenti ci sono 13 aziende, cioè questa è la verità, no? Quindi
Però bisogna cambiare un po' anche il modo di pensare, bisogna cambiare un po' il modo di pensare il proprio lavoro. E questo lo dico anche parlando ai miei colleghi. Il problema grosso della qualità del servizio che offre l'agente immobiliare sta nella mancanza di informazione e di formazione. Anche di professionalità ormai nel tempo. Io non posso dirlo perché sono il presidente, lo dice lei, dottoressa, va benissimo. Nel senso che troppo spesso, e soprattutto in momenti di crisi come questo, si impiega la gran parte, per non dire tutto il tempo che si ha a disposizione, qualche volta anche di più di quello che si avrebbe ordinariamente a disposizione, nella ricerca della conclusione di un affare che ci faccia arrivare a fine mese. In realtà invece spesso e volentieri gli affari ci sfuggono perché non siamo padroni della nostra materia. Ma anche l'ansia, non impegniamo abbastanza tempo per capire che cosa stiamo facendo. Questa è la verità. Bisognerebbe paradossalmente mettersi insieme in 10 agenti immobiliari e prenderne uno che, vivendo del lavoro degli altri 9, si occupasse della formazione di quei 9. No? Dico una cosa così, tanto per dire. Certo. Aggregazioni di questo tipo, funzionali poi al fatto di poter proporsi sul mercato con una più alta professionalità, con un minor margine di errore. Insomma, bisogna ripensare un po' il nostro modo di lavorare. Assolutamente, questo è verissimo. E poi anche il cliente che tante volte si fa prendere da informazioni che girano, non le conosce, e questo ci porta dalla qualità abitativa alla classificazione energetica, che è un altro aspetto importante. Per voi costruttori, che cosa prevede la normativa e che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualcosa? Dopo sentiamo per chi vende. Beh, diciamo che la normativa è abbastanza chiara da un certo punto di vista, ma disaggregata nell'ambito nazionale e regionale, perché ogni regione ha fatto oppure ha atteso che ci fosse una certa uniformità, cosa che in realtà ancora non è avvenuta. Quindi il problema qualitativo, che è un problema culturale, è un po' quello che diceva prima il presidente di FIMA, è un problema culturale, ci vuole una maggiore attenzione rispetto al cliente finale, no? Quindi in questo caso si parla di qualità abitativa. Per fare questo necessariamente passo attraverso determinate norme tecniche che mi portano all'efficienza energetica dell'edificio, all'applicazione delle norme sull'acustica, ai sistemi legati alle componenti che compongono appunto lo stesso edificio, no? Questo è un po' il concetto di base. Quindi c'è sì una carenza abitativa, una carenza di carattere normativo da questo punto di vista, dall'altra parte c'è una necessità di crescita qualitativa da parte di chi propone, dal progettista in poi. Fino ad oggi abbiamo assistito, diciamo di recente, le costruzioni che sono un po' ferme e che non hanno resa in termini di efficienza energetica sono delle costruzioni che nascono da un collage progettuale e quindi da un collage applicativo. Perché? Perché non c'è la cultura del progetto integrato. In realtà l'efficienza energetica, parlo quindi un po' del minimo, parlando di efficienza energetica, dell'edificio, la creo attraverso una progettazione integrata che va dalla parte strutturale alle componenti tecnologiche, tanto per fare. L'efficienza energetica non è data dalla caldaia o dagli infissi o dai regolatori di temperatura, no? O dal cappotto, è di tutto questo. E guarda caso anche l'acustica è data da questo, lasciamo stare le componenti elettriche, no? Allora, questo è il salto di qualità, tanto che qui a Padova c'è un istituto che ha iniziato l'anno scolastico proprio nel settembre del 2011, l'ITS RED, che è un istituto tecnico superiore proprio che mira a questo, cioè alla progettazione integrata e alla costruzione integrata del fabbricato, tenendo conto che la filiera dell'edilizia è molto lunga, perché oggi se prendiamo una costruzione complessa che può essere anche un'abitazione, un condominio, all'interno ci sono circa 200 tipi di componenti e quindi di aziende che producono.
Dal punto di vista economico, noi insistiamo ormai da 4 anni, però evidentemente non molto ascoltati, sul fatto che rilanciare in edilizia vuol dire toccare una fetta della nostra economia che è imponente. Assolutamente. Oggi maggior ragione se parliamo di efficienza energetica e di qualità dell'abitare e, come dicevo prima, ancora di più lo sarà quando parliamo di rigenerazione urbana, perché quando entriamo in fabbricati da ricostruire o da ristrutturare nel centro della città o nelle città, quindi esistente, ci vuole tecnologia, ci vuole capacità, ci vuole progettazione integrata, altrimenti facciamo un po' i tappabuchi. Insomma. Assolutamente. Ecco, ma alla luce di queste esigenze... Posso, il direttore ha citato l'ITS Red. Sì. E lei ha iniziato la trasmissione parlando, fra le varie cose nell'introduzione, anche di architettura ecosostenibile, no? Sì. Questa attenzione alle case in legno, alle case passive, eccetera, eccetera. Allora, noi come FIMA nazionale sosteniamo un'associazione che si chiama Green Time, che è un'associazione non profit, che ha come scopo quello proprio della divulgazione e di fare un minimo di informazione e di conoscenza sull'architettura sostenibile. Di concerto con l'ITS Red, perché anch'io ho scoperto un po' di mesi fa, un po' per caso, che c'è questa cosa incredibile su Padova. La prima in Italia. La prima in Italia, su 57 autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione, il primo che si è mosso è questo. E l'ITS Red è, lo spiego in brevissime parole, in sostanza una emanazione dell'Istituto Tecnico per Geometri Belzoni. Tant'è che la fondazione che sostiene l'ITS Red ha come soci fondatori l'ANCE, per esempio. Ah, quindi siete stati voi soci fondatori. C'è la provincia di Padova, c'è il Collegio dei Geometri, cioè è una istituzione. Tant'è vero che la vicepreside del Belzoni è il direttore tecnico scientifico dell'ITS Red, cioè una cosa assolutamente istituzionale. 2000 ore di corso, validità come credito formativo universitario, cioè una cosa in grande stile. Insieme all'ITS Red, noi come FIMA, sostenendo Green Time, abbiamo organizzato per il 29 di questo mese un convegno che si terrà in Camera di Commercio a Padova, aperto al pubblico perché è quello che ci interessa, proprio per andare a iniziare a spiegare di che cosa si sta parlando. Ecco, questo è molto interessante, magari parleremo ancora un attimo, solo che c'è una telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, salve a tutti. Un saluto particolare alla dottoressa conduttrice. Buongiorno signora, da dove chiama? Chiamo da Padova e mi chiamo Carla. Prego, allora, signora. Vediamo un pochettino, cioè sotto l'aspetto del probabile acquirente, quali sono le cose che a mio parere non funzionano. Uno, che le case vengono costruite in posti allucinanti. Per allucinanti intendo vicino alla fabbrica, vicino al capannone, lontanissimi dai servizi, addirittura da strade asfaltate. Perciò qui siamo nella follia pura, perché prima ci vuole i servizi, la zona residenziale, almeno i servizi essenziali ovviamente. E questo è un primo dato. Secondo dato, prezzi che non sono assolutamente scesi e non corrispondono ai costi. Cioè, la bolla che è salita è rimasta bolla, cioè le case sono ancora sovravalutate, per quello che io ne riesco a capire. Seconda cosa, misure standard, sembra che cioè siano fatte tutte con lo stampo. Terza cosa, questa mania di volersi propinare queste soffitte per camere da letto, cioè il bastardato sono soffitte e uno vorrebbe delle camere normali, ecco questo è un altro punto. Che non sono abitabili, quello è il problema. Ma insomma 1,40 m di minimo, oppure addirittura 80, che è che ci vanno in anni. Assolutamente, no, ma dico, guardi che non hanno l'abitabilità, per cui lei la vende, il rogito poi viene fatto per la parte sottostante, non per quella sopra, per cui dopo lei un domani se ci abita ci trova ad avere anche dei problemi, per cui è un aspetto, ha ragione signora. Sì, ma oltretutto ti fanno pagare per le 3 camere da letto, quando 2 sono mansardate, cioè 2 sono soffitte e resta una camera. Ecco, se l'edilizia è un po' in crisi, fatevi un po' un esamino di coscienza. Grazie signora, grazie del suo intervento. Grazie a voi. Grazie. La signora ha centrato quello che è il problema dei consumatori, dell'acquirente finale, cioè ha condensato in poche parole la crisi. Che cos'è? È questo. Allora, per rispondere alla signora,
Dopo anche a lei. Sì, ma io entro solo nella parte tecnica, la lascio al dottore Avanzina perché ognuno fa il proprio mestiere, io faccio il sensale, il mediatore, sono altra cosa. Allora, è vero quello che dice la signora, che la percezione che si ha guardando le pubblicità, andando in giro, vedendo gli immobili, eccetera, eccetera, è che i prezzi non siano scesi. C'è però un aspetto che noi abbiamo rilevato che sta nella forbice fra il prezzo richiesto e il prezzo ottenuto. Che cosa voglio dire con questo? Che fino a qualche anno fa, nel momento in cui io chiedevo 100 per vendere il mio immobile, in sede di trattativa scendevo di qualche punto percentuale, a 96, 97, 98, 95 vendevo. Nel momento in cui io oggi chiedo 100 del mio immobile, se lo voglio vendere, devo scendere anche di 13, 15, 17 punti percentuali. Cioè vado tra l'85, intorno all'85 se chiedo 100. Quindi il messaggio che io voglio lanciare è: non facciamoci scoraggiare da quello che è il prezzo richiesto per l'immobile. Quindi bisogna andare in trattativa. Parliamone con l'agente immobiliare con il quale stiamo lavorando, perché io insisto nel dire: guardate che è molto più facile, e lo dico proprio agli utenti finali, è molto più facile per noi trattare con i vostri soldi che non per voi. Assolutamente, la verità. Solo che c'è l'abitudine, ed è un dato di fatto, poi nella mentalità anche veneta, dove la trattativa è sempre stato un margine minimo, per cui uno vede l'offerta, non so che so io, 300.000 euro, dice cavolo il mio budget è 250, neanche ci metto a... Ed è esattamente quello che io sto dicendo: non fermiamoci di fronte al prezzo richiesto, perché spesso e volentieri la trattabilità è molto più alta di quella che era alcuni anni fa e dipende da fattori che alcuni anni fa non c'erano, quindi la necessità di vendere, la necessità di realizzare delle cifre perché si è nel bisogno di doverne utilizzare per altre cose. Quindi che margine abbiamo di percentuale, così lo comunichiamo? Oggi si viaggia tra un 12 e un 17%. Quindi tra un 12 e un 17 c'è la trattativa. Questo è quello che noi abbiamo rilevato andando a vedere con l'osservatorio del mercato immobiliare, poi lo si vede, sono dati chiarissimi, quelli che sono i prezzi proposti in termini pubblicitari degli immobili che abbiamo in vendita e quelli che sono poi i valori dichiarati negli atti. Assolutamente. Che, lo ripeto, l'ho già detto qui in questa sede più di una volta, ma lo dico ancora, soprattutto nelle compravendite fra privati, dove è possibile farlo diciamo in atto pubblico, si può dichiarare senza nessuna ulteriore tassazione l'effettivo prezzo pagato, perché comunque le imposte si scontano sulla rendita catastale rivalutata. Traduco in italiano: io compro per 100.000 euro un immobile che ha una rendita catastale rivalutata che dice che vale 60.000 ai fini fiscali, le imposte le pagherò su 60.000. E per il mio venditore il fatto di aver incassato 40.000 euro in più rispetto a quello che è il valore fiscale dell'immobile non costituisce una maggiorazione delle imposte, perché quelli sono soldi che non possono e non sono tassati. Sì. Allora, ripeto, non fermiamoci di fronte a questo scoglio, perché spesso e volentieri è uno scoglio che si può superare in sede di trattativa. Io consiglio vivamente facendosi affiancare da un professionista. Che possa farlo. Ecco, prima di andare in pubblicità, rapidissimo, sono battuta. Le soffitte abitabili, questa è una realtà tipicamente veneta ed è verissimo. Poi scopri che te le vendono come abitabili, non hanno l'abitabilità, puoi avere una denuncia, c'è la questione penale, è una truffa bella e buona questa. La signora la lamenta, ma è ufficializzata nella realtà, soprattutto non delle grandi città, ma anche di quelle. Beh, diciamo, il problema delle soffitte esiste, è innegabile. La signora ha dimostrato un occhio qualitativo che fa comprendere che ormai le persone, no, la signora Carla mi pare che si chiamasse, guardano le cose come devono essere, ed è giusto che sia così. Normalmente il costruttore serio presenta anche la soffitta e la legittimità urbanistica di quell'area della casa, no? E dopodiché le cose vengono comunque accettate o meno, questo normalmente avviene. Sono d'accordo sulle sue osservazioni e le impressioni. Certamente le norme urbanistiche oggi permettono certe cose, certi sistemi, e quindi chiaramente sono situazioni da osservare
e eventualmente da trattare con il da costruttore. trattare, ecco, forse bisogna andare sempre a trattare Posso anche su fare questo una aspetto. piccolissima precisione, rapido, 10 secondi. secondi. Allora, la signora Carla ha perfettamente ragione, spesso e volentieri le soffitte vengono spacciate per camere mansardate. Attenzione però, perché io quando la compro la casa posso decidere di andare a dormire dove voglio. Esatto. Il problema sta nel decidere quanto la pago quella soffitta. Quello è il discorso. Perché se la pago per soffitta e poi decido di andarci a dormire, sono fatti miei e nessuno mi può dire Ma nulla. non la paghi per soffitta. Il problema grosso è che spesso e volentieri viene spacciato per un ambiente abitabile. Allora, nel momento in cui io la compro e consapevolmente so che sto comprando un sottotetto nel quale decido di andarci a dormire, nessuno mi dirà nulla. Quindi ancora di più, perché dopo io il disco che ho è sempre quello e ho una registrazione che va in loop, certo. Andiamo da un professionista, facciamocela spiegare sta cosa, perché un agente immobiliare serio le conosce queste cose, certo. E quando calcola la superficie commerciale dell'immobile sulle soffitte opera degli abbattimenti, perché sono previsti dalle normative uni che usiamo, che chi di noi è professionista usa, per uniformare il calcolo della superficie commerciale dell'immobile. Ecco, comunque, qualora questo non avvenisse, esiste la FIMA, per fortuna, a cui fare il reclamo sul professionista che non opera correttamente, perché bisogna fare anche una selezione naturale. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Allora, per rispondere anche alle domande dei messaggi che erano arrivati prima, a parte il mercato del lavoro che comunque, vabbè, il settore edile è fermo, per cui più di tanto non c'è necessità di impiegare nuove persone e questo è un dato di fatto, per cui questa è una situazione. Spieghiamo la certificazione energetica. È un investimento comprare un immobile che abbia che tipo di certificazione e quindi per chi lo vende, che è tenuto ad esporre anche un certo tipo di segnaletica, poi bisogna capire che cosa dovrebbe fare. Allora, è un investimento perché è il progresso tecnologico che ma è anche porta a che questo. ce lo... Beh, chiaramente le norme italiane sono norme europee, cioè non è che ormai la legislazione italiana è sostanzialmente di recepimento. Abbiamo a livello europeo degli obiettivi, i famosi 20-20-20, e quindi dove è chiaro che cosa dovremmo fare, siamo in ritardo regolarmente. Strano. Ecco, ciò premesso, è chiaro che è un investimento. Io faccio spesso un esempio prendendo l'automobile, su cui siamo sempre molto attenti, no? Dell'automobile conosciamo tutto, le prestazioni, il risparmio, il comfort, la velocità, quanto consuma, i tagliandi, quanto costa, le manutenzioni, sappiamo tutto, della casa molto meno. Allora, oggi con l'efficienza energetica dell'edificio è chiaro che ho la necessità di verificare A, se sono certificazioni fatte seriamente. Grazie, e questo è il punto. B, ci sono delle opportunità, delle possibilità di verifica delle certificazioni stesse, perché ci sono degli strumenti molto semplici che consentono di verificare se c'è disperdita esatto. Quindi se quanto viene dichiarato, classe A, B o C che sia, è rispettoso effettivamente della struttura e quant'altro. Un buon immobile in che classe energetica dovrebbe essere? Beh, sicuramente in classe A o B, quantomeno. Ecco. Invece la maggior parte in che cosa si trova? Diciamo sotto la C, perché come si diceva prima, la crisi ha fermato le nuove costruzioni, quelle che sono venute avanti sono di un certo tipo, con certe progettualità e quindi già improntate, diciamo, come risultato finale del prodotto, e quindi ovviamente hanno una classe di riferimento più bassa. In più oggi c'è, e questo è bene saperlo, c'è il mercato che spesso è inquinato per i motivi che abbiamo detto prima, cioè una legislazione frammentaria e inesistente di certificazioni che creano molti dubbi sulla veridicità, perché purtroppo anche su internet trovo l'offerta di certificazione su Groupon, non si può dire però lo dico lo stesso, ci sono delle certificazioni offerte a pochi euro. Allora a questo punto però è anche il cliente che deve operare sul mercato, cioè deve controllare il mercato, non può credere a una certificazione che costa 68 euro quando vado dal parrucchiere e spendo di più. Assolutamente. Allora questo fa sì che qualcuno che si è offerto nel mercato in termini di certificazione genererà altri 3 che faranno la stessa cosa, soprattutto in questo momento di crisi. Quindi, tornando alle osservazioni fatte prima dall'ascoltatrice,
l'attenzione va posta anche in questi termini, perché la qualità si vede dal prezzo e si vede dal realizzato, e ci sono molto spesso di fronte a offerte inverosimili, uno si deve legittimamente fermare. Assolutamente. Per quel che vi riguarda invece? Il ragionamento è esattamente lo stesso, identico. Non è credibile che un professionista, peraltro con la responsabilità che si assume, perché si assume la responsabilità in sedi civili e penali nel momento in cui firma una certificazione di questo tipo, che in copia va spedita agli uffici competenti della regione, che comunque va allegata ad un atto pubblico di compravendita, cioè è un documento importante. Non è credibile che io possa uscire dal mio ufficio, venire a fare il sopralluogo sulla casa, perdere una mezza mattina di lavoro, perché se voglio farla con tutti i sacri crismi non la faccio in 10 minuti una certificazione, e poi fatturare 68 euro, che quando io ho tolto l'IVA e ci ho pagato le tasse e le spese, cosa mi è rimasto? Chiarissimo. Cioè diamo 5 euro l'ora alla Moldava che viene a stirare, con tutto il rispetto per la Moldava e per chiunque stira, 8 euro, 10 euro, un professionista che si assume responsabilità di quel tipo non può essere. Allora qual è il problema? Il problema è che si ingeneri un meccanismo di copia e incolla. Io ne faccio una serie di fotocopie, cambio l'indirizzo e va bene per tutti. Questo è rischiosissimo. Questo è il rischio vero. Questa è la paura, infatti. Per dare una risposta anche a un altro messaggio che era arrivato, noi non possiamo fare nomi di aziende, assolutamente, non possiamo fare pubblicità a nessuno, ma c'è un criterio che può aiutare i telespettatori che devono fare ristrutturazioni, restauri, isolamenti, parlava di soffitta e quant'altro, e quindi mettere la casa a una certa classificazione energetica reale, per capire la serietà del professionista? A chi si può rivolgere come associazione, qualche cosa? Beh, allora perché non possiamo dire, noi non conosciamo aziende sostanzialmente, però sì, e non sarebbe neanche serio. Corretto, assolutamente. Allora, io qui oggi rappresento l'ANCE, che è l'Associazione dei Costruttori Edili Nazionale, e del Veneto in particolare. Quindi è ovvio che io tenderei a dire le aziende strutturate sono quelle che possono dare maggior qualità, perché vuol dire che hanno un ufficio di progettazione, hanno dei tecnici di esperienza preparati, e vanno a cercare oggi, soprattutto visto il mercato e vista la qualità richiesta, di fare un buon intervento, di fare interventi buoni e seri con delle certificazioni che sono conseguenziali e con prezzi che possono essere trattati. Ecco, allora non guardare solo il prezzo, certo, perché infatti. Chiaramente oggi c'è di tutto. Infatti questo è molto importante. Come dico sempre io, non è così importante guardare quanti soldi spendo, è fondamentale vedere che cosa ho comprato quando ho speso quei soldi. Assolutamente, dopo uno ci si pente, è troppo tardi, poi per una casa è importante, non è una macchina che limita i cambi. Grazie di essere venuti con voi, naturalmente qui con noi, grazie ai nostri telespettatori, anche i messaggi che sono arrivati. Naturalmente affronteremo ancora questo tema, questa problematica, perché effettivamente è molto sentita ed è importante avere tante informazioni al riguardo. Grazie ancora, arrivederci. Questa sera c'è match, ricordatevi alle 21.